Tu bevi acqua frizzante da 10 anni. Sì. Ma che vuoi cambiare discorso? No, questa cosa perché sennò poi mi puoi spiegare, cioè che bevi nel senso che ordini acqua frizzante o proprio c'è come cosa che bevi solo? No, praticamente è una gag che diciamo è tornata alla luce in quest'estate, no? Perché ho scoperto che non ero l'unico a conoscere, ci fu un episodio pazzesco di questo personaggio intervistato a caso, che tipo gli chiedono ma lei cosa ne pensa, adesso non mi ricordo qual è lo start, e lui impazzisce, dice che la TV è sclerotica, che non distingui i colori, che non l'avete mai visto? No. Cioè tipo un santone, cioè tipo non so, c'è un intervistatore di una sagra di paese, tipo così, dice non so, sardo, giusto? Sardo? No, secondo me non è sardo, non lo so. Cosa ne pensa lei di oggi, di questa giornata, di festa, così? E lui impazzisce e dice, io che la TV è sclerotica, e i colori, chi ha rubato i colori? Chi si fotte i colori? Quella è la cellulite, dice qualcosa. Cellulite, la TV la cellulite, cioè fa questo prosopopea e alla fine dice... ma quindi lei cosa ne pensa di comunque alla fine di questa cosa? Io ho 10 anni che bevo acqua frizzante, e l'intervistatore gli dice beh, fa bene alla salute, e lui dice sì, e fa bene ai colori e ai coglioni, e se ne va. Ma è un momento di poesia altissima, non l'avete mai visto? Questo cercatelo, guardalo, perché secondo me e tu da quel momento hai detto anche io berrò sempre acqua. Sì, per forza, perché se fa bene te lo mandiamo alla salute, ai colori e ai coglioni, esatto. Certo, assolutamente. Però indirettamente probabilmente fa bene al sistema urinario, che poi non coinvolge quelli, però comunque insomma siamo lì, siamo in zona. Vabbè, mi hai convinto. Dai. Mi hai assolutamente però convinto. no, se hai il reflusso te la sconsigliano. L'acqua frizzante? Sì. Meglio liscia. Come sei reflusso? No, ti aiuta, puoi dirgli digerisci. Meglio liscia. Il maestro Rapone sconsiglia l'acqua frizzante. C'è reflusso, tu soffri? No, mai avuto. Allora. Proprio perché beve acqua frizzante, forse il giorno che fa il passaggio. Forse 10 anni io c'ho la sciatica, ma una dai. Cioè. Sì. Vabbè, no, se non ce l'hai. Chissà se Michael Jackson beveva acqua frizzante. Secondo me no.